questa sera viene presentato un nuovo volume. Qual è il tema e quali sono i caratteri di novità di questa nuova pubblicazione? È una pubblicazione graziosa e intelligente, simpatica e sensibile per la collettività, perché ci insegna ad amare il nostro territorio. È una pubblicazione di un generale forestale, Isidoro Furlan, il quale ha concentrato l'esperienza di una vita nel contrasto al bracconaggio, all'inquinamento ambientale, ai fuochi ingiustificati, dolosi che devastano la nostra natura e anche alle sofisticazioni alimentari, un impegno ultratrentennale concentrato in tutta una serie di piccole storie aneddotiche, simpatiche, corredate da magnifiche fotografie accuratamente selezionate per lanciare un grande messaggio, un messaggio che adesso con un'espressione inglese molto sintetica si potrebbe dire green, ma che io dico rispettiamo la natura che ci è madre, impariamo anche attraverso questi strumenti che oggi presentiamo in questo contesto dedicato della scuola enologica a comprendere quanto importanti sono le nostre radici e la tutela del nostro paesaggio. Generale Furlan, con la sua esperienza e con i suoi racconti, molto gradevoli poi, molto leggibili, ci ha voluto proprio insegnare questo tipo di grande lezione di vita. Grazie.